Oggi facciamo le rose tessili. Dobbiamo procurarci un cartoncino a forma di disco e delle dimensioni che si vuole. Riportiamo questa lima nel tessuto, tagliando 7 dischi. Una volta tagliati i dischi di tessuto, iniziamo a piegarli e ad imbastirli nel lato esterno, cercando di fissare l'imbastitura. Non dobbiamo tagliare il filo e infiliamo tutti i 7 dischi sulla stessa gugliata di filo. Noi con le sedie venite a lavorare pure, abbiamo del tempo, perciò Chiara? Mi fai una cosa che si veda un po' la maniglia? Sì. Sei un po' contrino. Non va bene? Uniti tutti i 7 cerchi. Cominciamo ad arrotolare dall'ultimo, cercando di fissare il petalo uno alla volta, sempre arrotolandoli. Si sta formando la rosa. Adesso vuoi vedere. Una volta arrotolata completamente, si continua a cucire il fondo in modo che vengano fissati i petali uno all'altro.